Martedì 14 luglio, San Camillo dell'Ellis. È il 196esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 170 al termine. Il sole sorge alle 5:36, tramonta alle 20:57. La luna sorge alle 1:21, tramonta alle 14:58. Intorno alle 10 del mattino il campanile di San Marco ondeggia lievemente e quindi crolla su se stesso, senza causare vittime. L'orrendo fragore è seguito da un tragico silenzio sulla piazza resa quasi buia dal polverone. Costruito su fondazioni romane, colpito più volte da fulmini e scosso da terremoti, il campanile era l'orgoglio dei veneziani. Riunitosi d'urgenza, il Consiglio Comunale delibera che il campanile di San Marco sia ricostruito al più presto, dov'era e com'era. Le previsioni per domani: alternanza di nuvole e rasserenamenti, precipitazioni, sulla pianura probabilità bassa per piogge locali nel pomeriggio, sulle prealpi probabilità bassa al mattino per piogge locali e medio-bassa nel pomeriggio per piogge sparse, sulle Dolomiti probabilità medio-bassa al mattino per piogge sparse e medio-alta dal pomeriggio per piogge diffuse. Si tratterà di piovaschi, rovesci, temporali. Le temperature avranno andamento irregolare con variazioni leggere o moderate. È tra l'ira, madre del lago di Caldonazzo, e le lacrime, sorgive del lago di Levico, rispettive leggende dei due bacini, che nasce il fiume Brenta, uno dei principali fiumi che sfocia nell'Alto Adriatico. Questo fiume, lungo circa 174 km, è storicamente testimone dei ceppi germanici che si insediarono nella Valle Trentina. In epoca romana il fiume venne nominato Medoacus, dal nome dell'antica colonia gallica dei Mediaci insediata nell'attuale Val Sugana. In epoca medievale prese il nome di Brintesis, dal latino rumoreggiare, molto probabilmente a ricordo dei momenti di forte piena. In tempi più recenti venne battezzato La Brenta, termine usato per indicare le riserve d'acqua utilizzate in caso di incendio. Il rapporto con la popolazione che vive lungo le sue sponde spesso non è stato dei migliori a causa delle brentane, le devastanti inondazioni che nei tempi passati hanno lasciato profondi segni sulla memoria delle persone. Ricordiamo nel 1966 la pioggia incessante che sconvolse quasi tutto il territorio del bacino idrico del fiume e dei suoi affluenti. Il fiume che ha scavato la valle ha portato in essa la vita e lungo il suo corso ha raccolto testimonianze di civiltà, paesaggi, leggende, storie e tradizioni, anche se passate continuano a vivere nel presente, lasciando le memorie per il futuro.